Venerdì ore 10 all'ex ospedale di Monselice si mette in moto la macchina dell'accoglienza dei profughi ucraini. Dal pullman scendono in 46. Non ci sono uomini adulti, ma mamme con figli di tutte le età, anche maggiorenni, donne giovani e meno giovani. Ci sono anche degli orfani, insieme alla direttrice della comunità che li ospitava vicino Kiev. A tutti subito il tampone. Verificato l'esito negativo del tampone, vengono poi registrati in entrata nel lab da parte della GESCI e a quel punto possono entrare nella struttura e naturalmente finalmente riposarci un po' perché hanno fatto un viaggio di 30 ore senza soste. I passaporti sono scritti in cirillico. A facilitare le comunicazioni con gli italiani, un gruppo di uomini e donne originari di Ucraina, Moldavia, Bielorussia e perfino Russia che vivono nel Monselicense. Mobilitata anche la protezione civile, anche di altri comuni, i carabinieri in congedo, la Croce Rossa, le parrocchie e ovviamente l'ULSS 6. L'ospedale sarà la loro casa per quanto tempo, Sindaco? Allora, questo non lo sappiamo per quanto sarà la loro casa, però abbiamo cercato di preparare tutto in maniera che sia come una casa accogliente davvero, il più possibile, grazie anche alle associazioni di volontariato che operano nel territorio. Dovrebbero rimanere dai 2-3 fino ai 6-7 giorni, però questo non è certo per il momento, ecco, non sappiamo ancora. Agli ucraini viene poi rilasciata la tessera sanitaria provvisoria per usufruire dei servizi urgenti. Chi volesse donare beni vada sul sito internet del comune, ci sono tutte le informazioni. La raccolta avviene nelle parrocchie. Poi ci sono le storie. Quella di Vittorio da Due Ville, Vicenza, che dice è venuto a prendere la sua bambina ucraina. La bambina oggi ha 19 anni, ma a casa della sua famiglia va e viene da quando era piccola. Lei lo chiama papà e i suoi figli la chiamano sorella. Vittorio la porterà al sicuro dalla guerra. Impossibile un'intervista. Vittorio è il veneto che fa del bene nel silenzio.